Ci siamo messi in viaggio. Abbiamo deciso di raccontarvi il nostro paese in 10 storie. Al centro del nostro cammino c'è il mondo dell'agroalimentare e lo abbiamo fatto insieme a Intesa San Paolo e alle persone di Agribusiness, che tutti i giorni affiancano gli imprenditori del settore nelle loro sfide. Io sono Federico 40 e questo è Terra, le radici del futuro. Di ogni viaggio si dice che la difficoltà sia fare il primo passo, preparare le valigie, decidere la destinazione, aprirsi al coraggio della scoperta. A me è sempre parso che viaggiare è prima di tutto accettare anche la scommessa di perdersi in ciò che non si conosce, per ritrovare ogni giorno un centro, un obiettivo. Il nostro cammino di oggi riguarda una questione primaria e radicale, quella della qualità certificata. Se dovessimo attenerci al significato puramente linguistico, allora la qualità ci apparirebbe come una parola strana, addirittura ambigua. Deriva dal latino qualis, cioè quale. Ma i significati che assumono nel tempo le parole molto spesso si arricchiscono con l'uso che se ne fa. Noi tutti, infatti, parliamo di qualità come di una virtù specifica che attribuiamo a qualcuno o a qualcosa. Ora proviamo a pensare a come questo termine, qualità, viene usato nel campo agroalimentare. Noi possiamo affermare che un prodotto è di qualità solo a patto di conoscere il contesto in cui è stato prodotto, cioè coltivato, curato e fatto crescere. La sua qualità, insomma, si misura nel processo di tutta la sua vita, una vita che dobbiamo ripercorrere passo dopo passo. Spesso sentiamo parlare con grande semplicità di gusto, per giustificare il fatto che a noi piace una cosa piuttosto che un'altra. Ma il gusto non è una dote innata, ma un processo culturale, qualcosa che insomma si costruisce con lo studio e l'esperienza. Anche il gusto, come la conoscenza, si affina con il tempo. Bene, per conoscere se un prodotto è di gusto, ovvero se ha una qualità specifica, addirittura oggettiva, è necessario che qualcuno lo certifichi. Quante volte tra gli scaffali di un supermercato sui prodotti alimentari abbiamo letto sigle come DOP, IGP, STG. Non sono rebus o enigmi, ma i misuratori stessi di quella dote specifica di un prodotto che abbiamo cominciato a scoprire. La qualità, appunto. Denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta, specialità tradizionale garantita. L'Italia conta 877 cibi e vini di qualità certificata e siamo i primi in Europa per prodotti DOP, IGP e STG. Cosa ci rende tanto speciali? L'Italia è ancora tutta nelle sue province, nei suoi paesi. La nostra è una nazione popolare per definizione. Stando in una metropoli non è facile rendersene conto, ma se esiste davvero una nazione, allora la si deve cercare in quegli antichi borghi, dove il dialetto è ancora una lingua e non un gergo. Mi reputo una persona molto fortunata. Faccio un lavoro che adoro e che mi permette di visitare luoghi dalla bellezza sconvolgente. Qualcuno sostiene che la mia buona sorte sia dovuta al fatto che ho avuto il coraggio di abbandonare la mia casa, la mia terra, le mie radici. Io invece considero che ci sia un vero e proprio ardimento nel restare. Le persone che rimangono mantengono inalterate tutte le tradizioni e continuano a conservare la vita di tutti quei prodotti autoctoni che senza la loro paziente cura scomparirebbero. Questo per dire che se non si comprende che l'Italia è una nazione ricca proprio perché parcellizzata in molte culture, non si comprende nemmeno per quale ragione possiamo vantare tanti prodotti certificati.
Gli stessi prodotti che rendono il Made in Italy non solo famoso, ma invidiato in tutto il mondo. Ogni porzione di terra ha le sue intrinseche qualità, ma quelle qualità sono le persone che vivono i territori a conoscerle come nessuno, ad apprezzarle, a valorizzarle. Senza questi uomini saremmo certamente un paese più povero. Se c'è un prodotto che certifica per eccellenza la qualità dei tesori agroalimentari italiani, quello è certamente il vino. In questo mio viaggio sono andato a scoprire un produttore speciale nella provincia di Brescia, in Franciacorta, Riccardo Ricci Curbastro, facendomi raccontare la sua storia. Il significato della qualità è sempre quello che diamo tutti noi come consumatori, quindi c'è una qualità classificata, una serie di parametri che vengono classificati e spesso anche certificati, e c'è un giudizio che noi diamo in base a quelle che sono le nostre aspettative. Noi percepiamo la qualità in continuo divenire. Oggi gli aspetti della certificazione di origine sono fondamentali, ma allo stesso tempo nel vino entrano in ballo il biologico, o meglio ancora la sostenibilità, e quindi gli standard come Qualitas. Io credo che la certificazione di un prodotto aiuti a corroborare il racconto che tutti noi ci aspettiamo da un prodotto. Io compro qualcosa perché mi aspetto determinate caratteristiche. Nel caso del vino, oltre alle caratteristiche e alla qualità, mi aspetto anche un racconto che intorno a quel vino, il territorio di origine, le tradizioni, la storia di una famiglia di vignaioli. Tutti questi aspetti costituiscono la mia percezione della qualità, e il fatto che siano certificati aiuta la mia scelta verso qualche cosa che sia realmente credibile. Quindi io so di investire il mio denaro in qualcosa che ha una sua precisa connotazione. L'Italia è particolare perché è un ponte in mezzo al Mediterraneo, quindi è stato il punto di approdo di tante diverse civiltà, quindi noi abbiamo subito tante influenze. E in un mondo che oggi è sostanzialmente globalizzato, dove l'hamburger è più o meno uguale quasi dappertutto, noi siamo particolarmente ricchi di cose diverse. All'interno di questa enorme biodiversità ha saputo non solo crearla, ma anche preservarla. Le nostre radici non sono mai un dato certo. Se è vero che affondano nella terra come quelle degli alberi, è vero pure che dobbiamo saperle conquistare e recuperare con grande fatica. Ma è una fatica che non è solamente fisica, ma che richiede uno spirito di sacrificio umano. Ho imparato che le radici sono anche quello che si è capaci di costruire, con lo studio, con la dedizione, con l'aiuto che si è in grado di offrire al prossimo e con la capacità di essere comunità. È anche così che le qualità intrinseche a un territorio diventano qualcosa di concreto, oggettivo, certificato. È per questo che per un imprenditore agricolo è fondamentale avere accanto un partner come Agribusiness, capace di tutelare e valorizzare la sua storia, la sua qualità. Una qualità a quel punto capace di creare economia anche per il territorio, perché solo in questo modo quella qualità specifica e certificata di cui ogni territorio può vantare sarà capace di inserirsi, senza snaturarsi, in una filiera virtuosa che connetta la propria eccellenza a un contesto extraterritoriale. Il nostro viaggio è arrivato alla fine della sua seconda tappa. Ma c'è ancora tanta strada da fare, dobbiamo tornare a metterci in cammino. Terra, radici del futuro. È un podcast di Intesa San Paolo On Air in collaborazione con la Direzione Agribusiness. Prodotto da Dopcast con la voce di Federico 40, testi di Andrea Caterini e Federico 40, sound design Simone Negri.